L'anno scorso siamo arrivati decimi in classifica. Un sogno, una speranza, quella di vincere questo scudetto quest'anno. L'anno inizia nei peggiori dei modi, con una sconfitta con il Verona. Arriviamo all'ultima giornata di campionato e siamo primi in classifica. A solo un punto dall'Inter si deciderà tutto a Napoli. Partita dominata e la spunta McTominay con una mezza rovesciata e Lukaku. E Napoli è campione d'Italia. Quest'anno un anno speciale, deciso tutto all'ultima giornata, ma finalmente arriva anche il quarto scudetto.